Eccoci, oggi siamo in Ogliastra, siamo venuti a Triei da questo ragazzo che ci ha invitato a un agriturismo che si chiama Bike Park, è un progetto molto interessante. Adesso l'agriturismo rimane dietro lì. Bike Park perché lui era un appassionato di enduro e tutte le montagne dietro all'agriturismo, ci sono le strade che partono dall'agriturismo, sono piene di sentieri. Lui e altri amici vanno a pulire, vanno a amarrare. E quindi niente, oggi siamo un po' di esplorazione con Valentino, mio carissimo amico. Saliamo da qua e vediamo cosa ci porta. Non so neanche come si chiama il sentiero, ma lo scopriamo dopo col cartello e lo scrivo. Guarda che cazzo di vista. Quella cos'è? Santa Maria Navarrese, no? Quella è Arbatax. Arbatax là in fondo. Santa Maria rimane qua dietro, sì. Quello là è Baunei. Sì. Perché anche là ci sono un sacco di sentieri, no? Sì. Là forse ci sono anche, hanno fatto delle gare, ci sono delle PS. Però oggi siamo di esplorazione. Ci torniamo anche. Si sale. Siamo in cima, si vede un cazzo. Mancava solo, siamo praticamente nelle mie. Sì. Bello fresco. Quella è Triei. Quella là? Sì. Il pony è più su, là vedi un po' lì. Sì, là. Bello. Ci siamo, Planedda, Onuraghe e Lopelie, primo trail del giorno. Andiamo piano che non conosciamo, non sappiamo com'è in condizioni, pure guarda qua carino. Saranno abbastanza wild, mi immagino. Belle rocce nascoste. Bello sto passaggio. Bravo Vale. Qua mi sa che siamo al Nuraghe. Sì. Non vorrei aver sbagliato strada. Forse è giù di lì. No dai. Dai, che c'erano dei gradini con le rocce nascosti. Solo uno. Nascosti dietro l'erba. Sì. Quelli li ho visti. Quello è stato bello. La sorpresa. Non so se dobbiamo scendere d'acqua. Proviamo. No, secondo me sì. Ci sono tracce di bici. Infatti, perfetto. O di moto. Vado.
e ricomincia. Bello. Un po' sporco, però è solo da gommare in realtà. Bisogna venire qua tutti a Triei a fare i giri. Guarda qua. Bello qua. Qua un bel nose press che non sono capace di fare. Allora, siamo tornati qua. Prima abbiamo fatto un bel sentierino, solo che mi è venuta questa idea geniale di rifarlo in salita per risparmiare strada. Non mi ero reso conto fosse così in piedi. Mortale. Adesso qua ho pedalato e via. Insetto. Adesso giù fino alla rete. Cosa? Sì. Danger free ride.
Ho investito una farfalla. Sembrava quasi ci fosse un sentiero. Mica c'ho quelli di freni caldi. E beh. Penso che siano i miei. E siamo... Sopra. Sì. No, siamo sopra proprio la parte di su, perché noi eravamo un po' Là più sotto, giù sì. prima. Diciamo, Quindi il single l'ingresso l'abbiamo fatto da laggiù tutto. Sì, sì, sì. Noi siamo passati da là, da quella macchina là. Sì. Ah, guarda che si vede là il camper Sì, del tuo dov'è il socio. camper dei Riccardi? Sì, sì. Guarda che bello che è. Devo beccare il single, questo qua nei boschi. Però non era qua su, era giù. Era più giù. Sì, nella strada parallela a questa. Però magari... Non è semplice questo ingresso. No. Ma devi solo farlo. Bello questo comunque, sporco ma bello. Ma purtroppo ci sono passati, mi sa, i cinghiali. Bello, super scenico, sembra di essere nel nord Italia. Che lo aspetto. Sì. Però è bello, è bello. A me piace molto questo. Bello naturale. Qua ci siamo teletrasportati in un altro mondo. Foresta totalmente diversa. Sembra di essere veramente in un altro pianeta. Cambia, cambia, cambia. Metti molle un pochettino. Devi cambiare. Ah, bravo. Rilancino. Un pezzettino mi sono sdraiato. Come ti sei sdraiato? Con la forcella. Ma piano piano al rallentatore. Minchia. Cioè, io mi sono ritrovato seduto sopra qua. E con la bici che scivolava così. Cioè, non mi sono fatto niente. Si è solo rovinato un po' la bici. Qua siamo all'avventura totale. Siamo lanciati in questa scoperta.
Ma che cazzo ne so? A caso torniamo. Di là. Guarda che questo pulito è bellissimo. Te lo garantisco. Cazzo di sentiero incredibile. Cioè Valentino, te l'ho detto. Dove cazzo ti ha portato? Occhio qua al rilancio. Eh sì. Lui. Questo lo conosco te. Ah, guarda dove siamo arrivati. Sì. Lo conosco per forza. È bellissimo, cazzo. C'è quasi da rifarlo questo adesso. Peccato per la vegetazione. Vabbè.
Prima di lì di pulirlo, così portiamo gente. Sì. Se portiamo molta gente oggi, un po' si spazzato. Ma no, si puliva. Si puliva da solo. Hello! Hello! Tutto sgarrupato. Benissimo, ci siamo lanciati nella